Possiamo iniziare. Come sapete tutti, faccio seguito alla la lezione del professor Guidarelli e l'obiettivo di oggi è proprio vedere che cosa accade ad un certo punto della storia che stiamo percorrendo e perché si parla di architetto vitruviano. Naturalmente si fa riferimento a Vitruvio, che scrive, lo vedete qui, dedicando il suo trattato ad Augusto, quindi siamo nel I secolo a.C., e un tecnico e un militare Vitruvio ha l'obiettivo di sistematizzare la disciplina con l'idea di andare a dimostrare quasi attraverso il trattato che la cultura romana è arrivata a un punto tale da poter competere, se non superare, la cultura greca. Sapete che Roma veniva da un periodo di, come si dice, di ellenizzazione, di grecizzazione, perché la cultura greca era la cultura dominante nel Mediterraneo e non solo, era la cultura alla quale tutti si riferivano e rispetto alla quale si misurava la capacità di ogni paese. Naturalmente noi facciamo riferimento a Vitruvio perché è Vitruvio l'unico trattatista che scrive, o meglio, non è l'unico che scrive, è l'unico di cui ci perviene il trattato, un trattato grazie al quale abbiamo noi tutti, credo, nel nostro immaginario visivo, abbiamo questa classificazione degli ordini architettonici, 5 ordini dell'architettura occidentale: tuscanico, dorico, ionico e corinzio, ciascuno con delle caratteristiche ben precise, delle proporzioni ben precise. Vedete che il fusto della colonna non solo diventa sempre più snello, ma tutte le proporzioni tra la base della colonna, il fusto e quindi la trabeazione che sovrasta il capitello, tutto è regolato da delle regole armoniche, delle regole proporzionali. Noi spesso ci riferiamo alla colonna perché attraverso il proporzionamento della colonna è possibile a cascata comprendere la proporzione dell'intero edificio. Per questo si utilizza la parola ordini architettonici, proprio perché sono elementi ordinatori. E naturalmente l'ordine architettonico è il primo strumento che abbiamo per poter comprendere un'architettura. Anche oggi, camminando per Venezia, dalla qualità dell'ordine architettonico si riesce a quantomeno ipotizzare alcune delle competenze o lacune della formazione di chi ha progettato l'edificio di fronte al quale ci troviamo. Quindi questa premessa è necessaria per far chiaro che parliamo di ordini perché sono appunto l'elemento rivelatore, ma in realtà c'è tutto dall'ordine architettonico deriva tutta un'altra serie di cose di caratteristiche alle quali l'edificio deve rispondere. Naturalmente quella successione che abbiamo appena visto è la stessa che l'architettura antica ci mostra, no? Un esempio che su tutti ci ha aiutato gli architetti, ha aiutato noi stessi nel nostro percorso di formazione scolastica, ma oggi ci interessa più capire come gli architetti arrivano a comprendere queste regole. Il Colosseo è uno di quegli esempi dell'antico dove si mostrano in successione gli ordini dal più tozzo, meno snello che il tuscanico del piano terra, fino agli ordini superiori molto più snelli, molto più slanciati.
Naturalmente, per far il percorso di riappropriazione di questo linguaggio è molto lungo. La scorsa settimana avete visto con il professor Guidarelli come le maestranze, i proti che abbiamo visto provano a parlare di nuovo. Abbiamo visto molti edifici veneziani. A Venezia, nella seconda metà del Quattrocento, ci sono soprattutto questi due protagonisti, il Pietro Lombardo e Mauro Codussi, che provano di nuovo a parlare questo linguaggio degli ordini architettonici, e naturalmente il punto di riferimento è Roma. Roma nell'accezione sua più ampia, naturalmente, non solo Roma come città e capitale dell'impero, ma naturalmente Roma come in tutta la sua estensione, quindi tutte le antichità romane che, ad esempio nel caso di Venezia, erano anche più facilmente raggiungibili. Pensate a Verona, pensate a Pola. Il percorso di riappropriazione lo tracciamo oggi brevemente perché ci è utile per comprendere che idea c'è alle spalle di questo aggettivo che abbiamo usato oggi, vitruviano. Il percorso di riappropriazione è un percorso lunghissimo perché il trattato è privo, i manoscritti di Vitruvio arrivano privi di figure, sebbene il trattato fosse ricco di figure, e quindi si cerca di capire il testo e, leggendo il testo, di disegnare quello che Vitruvio descrive. Qui vedete due esempi di disegni quattrocenteschi. Il disegno di sinistra sembra più proporzionato, più corretto, ma fate caso alle didascalie. Due capitelli ionici sono chiamati entrambi, il primo è chiamato dorico, il secondo è chiamato ionico, più correttamente, però se badate al terzo, lo vedete qui ionico, lo sto sottolineando con la manina. Quindi vedete che qui siamo all'incirca alla metà del 400, non avevano ancora capito nulla di questa successione canonica che per noi è assolutamente scontata. E guardate il foglio di destra, su per giù degli stessi anni, guardate che le basi delle colonne o le trabeazioni sono un affastellarsi di modanature prive di qualsiasi senso. Ma perché appunto per adesso il senso ancora non ce l'hanno. Tutti tentano di leggerlo, ma naturalmente ci dobbiamo ricordare quello che abbiamo detto la scorsa settimana: nessuno dei proti, delle maestranze, nessuno conosce il latino, quindi è fondamentale conoscere qualcuno che possa leggere. Per il proto, per il futuro architetto che vuole confrontarsi con Vitruvio, è necessario avere qualcuno che accanto che sappia tradurre il testo. E poi naturalmente il testo arriva corrotto, quindi tante parti non si capiscono e tutti lo leggono nella speranza appunto di sistematizzare la conoscenza sull'architettura antica, per comprendere attraverso il trattato quella che è l'architettura antica che tutti possono guardare, vedere, disegnare. Ma naturalmente ci dobbiamo ricordare che Vitruvio scrive nel I secolo a.C., ma l'architettura romana nel frattempo è andata anche avanti, no? E tutta l'architettura imperiale è molto diversa dall'architettura del primo a.C., quindi questo enorme gruppo di artisti, architetti, pittori, tutti interessati, tutti con la stessa preoccupazione di comprendere l'antico, hanno enormi difficoltà. Anche quando riescono a leggere il testo, non ritrovano nella realtà quello che stanno vedendo, quello che stanno leggendo, chiedo scusa. Il testo di Vitruvio, tra le altre cose, è un testo che fa spesso dei parallelismi per spiegare queste regole proporzionali,
e spesso Vitruvio fa dei parallelismi con il corpo umano. State vedendo dei tentativi quattrocenteschi di tradurre in immagine questi passaggi vitruviani. C'è un passaggio in particolare su cui tutti si soffermano. Senza simmetria e senza proporzione non può esistere alcun tempio che sia dotato di buona composizione, quindi simmetria e proporzione. E lo stesso vale per l'esatta armonia delle membra di un uomo, ben proporzionato. E poi andando avanti, Vitruvio dice appunto che le proporzioni armoniche del corpo umano possono essere messe a confronto con quelle di un edificio ben progettato. Ecco dunque spiegati questi disegni e il tentativo di tradurre in immagini quello che leggono. L'homo bene figuratum di cui parla Vitruvio è quello che state vedendo, cioè l'uomo iscritto contemporaneamente in una circonferenza a sua volta iscritta in un quadrato. E vedete che di esempi ve ne posso fare diversi. L'uomo usato a strumento proporzionale per la progettazione, in questo caso nella pianta che vedete nel mezzo, di una chiesa a pianta centrale, no? I templi cristiani. Quando Fra Giocondo da Verona nel 1511 pubblica proprio a Venezia la prima edizione a stampa di Vitruvio, non ancora sono chiare tutte le cose che per noi sono assolutamente banali. Il trattato ha una grande diffusione perché ovviamente la stampa facilita la diffusione e ha grande fortuna anche perché per la prima volta finalmente il testo di Vitruvio, comunque in latino, viene intervallato, lo vedete, da immagini di colonne, di ordini e di architetture. Vedete che però la qualità delle immagini, soprattutto degli edifici, è molto ingenua, ma perché la capacità di rappresentazione nella stampa nel 1511 ancora non permetteva grandi apparati iconografici. Però vedete che già qualcosa si riesce, sono riusciti nel 1511 a intuire della questione degli ordini. Anche Fra Giocondo inserisce nel trattato l'homo bene figuratum, uno dei tanti che inserisce, sempre in questo tentativo di dare corpo al ragionamento armonico che propone Vitruvio. In questo tipo di contesto, naturalmente, le persone sono importanti, la relazione tra le persone è fondamentale, perché guardando il Trattato di Vitruvio ci è molto chiaro come la stampa possa essere nel 1511 un veicolo sicuramente, ma non è ancora il veicolo principale. Un disegno può essere molto più espressivo a mano, nel 1511 può essere molto più ricco di informazioni rispetto alla pubblicazione di Fra Giocondo, oltre al fatto che il latino nessuno riusciva a leggerlo. Sono importanti le persone perché appunto sono le relazioni tra gli artisti e gli umanisti che permettono di varcare certamente questo confine del latino e cominciare a cimentarsi con questo nuovo modo di progettare, con questo nuovo linguaggio. State vedendo qui un profilo di Leon Battista Alberti, perché Alberti è stato l'unico architetto a saper leggere il latino. Aveva fatto studi giuridici, quindi il latino era una delle sue lingue.
potendo leggere in autonomia totale il Vitruvio, inizia a pensare e scrive 2 suoi trattati, il De Pictura e il De Re Edificatoria. Naturalmente li vedete in versione manoscritta perché siamo ancora nel 400, ma l'influenza di Leon Battista Alberti è potentissima. Arriva a criticarlo perché Leon Battista Alberti ha le competenze, la capacità di osservazione, l'ingegno per capire, viaggiando e confrontando la sua lettura di Vitruvio con le architetture che vede, per capire i limiti del Trattato di Vitruvio. E per ricollegarci a quello che ci siamo detti la scorsa settimana, il Trattato di Vitruvio è presente, sappiamo che, chiedo scusa, non di Vitruvio, di Alberti, sappiamo che è presente nel monastero camaldolese di San Michele in Isola. Ecco quindi le persone, quanto sono importanti in questo caso dei monaci che stanno copiando il trattato, lo sanno ovviamente leggere, e grazie al contesto di quegli anni veneziani c'è l'idea di mettere in pratica nella nuova chiesa di San Michele in Isola quelle che sono quello che è il nuovo linguaggio che arriva dal mondo antico. Naturalmente nel progetto di San Michele in Isola, lo abbiamo visto la scorsa volta, nel progetto di San Michele in Isola converge tutto quello che vi sto dicendo questa sera e quello che di cui vi ha parlato il professor Guidarelli la scorsa settimana. Quindi ci sono gli spunti dello stesso progetto che Alberti prepara a Rimini, vedete qui la medaglia fondativa del Tempio Malatestiano, i temi adriatici, queste facciate trilobe che si ritrovano in tutto l'Adriatico e che appartengono alla tradizione locale, ma tutto questo viene tradotto, questa lingua veneziana viene tradotta in latino attraverso questa facciata certamente triloba, ma che è impaginata con l'ordine architettonico. Quindi in questo caso specifico veneziano l'Adriatico è un vettore assoluto di spostamento di persone, di modelli, di cartoni, ed è quella stessa dinamicità adriatica che va a finire nel progetto di San Zaccaria. Torno su San Zaccaria perché mi è utile in questo caso per farvi notare una cosa. La scorsa settimana il professor Guidarelli vi diceva proprio che questa facciata è un palinsesto, nel senso letterale del termine, ribadisco e condivido in pieno, nel senso che osservata dal basso andando verso l'alto si vede proprio con gli occhi, si misura quello che è stato il cambiamento in atto a Venezia. Quindi un cantiere che parte con Antonio Gambello avendo come modello di riferimento il Palazzo Ducale, questa dominante rosa, e le chiese divise in 3 campate con i contrafforti come lo sono i Frari, come è la facciata di Santi Giovanni e Paolo, no? Anche se non sono rivestite in pietra, ma lo schema è esattamente quello. E poi un passaggio al candore della pietra d'Istria. Vedete il contrasto tra quello che era Venezia nell'età gotica, rappresentata dalla vecchia facciata della chiesa di San Zaccaria, e invece il nuovo linguaggio, che si misura anche con nuove tecniche e l'inserimento degli ordini architettonici. Mi è utile tornare su San Zaccaria perché è vero che nel passaggio tra il secondo e il terzo ordine qui compare l'ordine architettonico, ma è anche vero che proprio questo stralcio della facciata ci dice di come il mondo sta cambiando dal punto di vista dell'architettura.
Abbiamo nei primi registri un Antonio Gambello che addirittura molto probabilmente non esegue un progetto steso nella sua bottega. Ecco, un aspetto che ci tenevo oggi a ribadire rispetto a quello che è stato detto la scorsa settimana. Non solo non abbiamo la figura dell'architetto come noi la intendiamo oggi, nel senso del progettista e direttore dei lavori che non fa lavori manuali, ma addirittura possiamo avere un proto di cantiere, come lo è stato Gambello, che riceve dai committenti un progetto e deve seguirlo, senza alcun problema lo esegue. Nel caso specifico, Gambello viene coinvolto e diventa proto a vita del cantiere perché ha grande esperienza come oggi diremmo ingegnere idraulico. Infatti San Zaccaria ha un importante problema fondazionale rispetto alla vecchia chiesa. La nuova chiesa, quella che noi oggi, nella quale oggi noi entriamo, la nuova chiesa è imponente, ha delle dimensioni inusitate per Venezia e quindi è assolutamente fondamentale preparare il sistema fondazionale in modo adeguato per far sì che la nuova struttura non abbia dei cedimenti. Quindi Gambello prende in mano il cantiere con un progetto molto probabilmente già pronto e con le sue squadre di maestranze inizia a dirigerlo e poi, una volta preso in mano il cantiere, fa anche delle scelte, ma su un progetto steso da un'altra persona. Questo aspetto, scusatemi, questo aspetto mi interessava sottolinearlo perché c'è un altro tassello che va aggiunto a questo quadro, che è quello del, appunto, di che cos'è un progetto a queste date. Ci dobbiamo ricordare che la carta, fino alla fine del 300, inizi del 400, entra soltanto in cantiere, è uno strumento che si utilizza in cantiere. Quindi il cantiere viene condotto in una modalità molto diversa da quella alla quale noi oggi siamo abituati. E c'è alle spalle, come promemoria, questa immagine delle scuole, dei lapicidi, dei tagliapietra, dei carpentieri da case. C'è il grande lavoro delle maestranze che sono abituate a gestire in concerto il cantiere, ciascuna con una propria autonomia, ma hanno la grande capacità di lavorare in concerto senza un progetto che diventi il terreno comune sul quale lavorare. La carta, vi stavo dicendo, è uno strumento di cantiere, nel senso che la carta entra in cantiere per definire, magari in scala 1 a 1, dei profili modanati, dei dettagli, ma non è necessario, parlando di 3 e ancora di 400, non è assolutamente necessario per l'efficienza di un cantiere avere, noi ci immaginiamo, io almeno immagino, dei fogli molto grandi con delle grandi planimetrie, dei dettagli, delle sezioni. Tutto questo non esiste. E altro dato importante, come conseguenza di un modo di lavorare, quando si progetta qualcosa, qualsiasi cosa di qualsiasi dimensione stiamo parlando, questo progetto va avanti per tappe. Sto sfruttando per parlare di questo il modello ricostruttivo della facciata di Arnolfo della chiesa di Santa Maria del Fiore. Questo è un modello ricostruttivo fedele alle informazioni documentali che abbiamo. Notate che
la facciata, prima che venisse smantellata, non era completata allo stesso modo su tutta la sua estensione. E vi faccio anche notare questo dettaglio. Lo vedete che la campata tra questi due contrafforti è diversa dalla simmetrica. Lo vedete? Questo è un chiaro segnale del fatto che il cantiere procede per passi, cioè il proto, a Firenze non si chiamano proti, ma per capirci, il capocantiere definisce con i committenti una linea di prospetto, 8 metri di prospetto, si eseguono quegli 8 metri e poi si decidono i successivi. Fermatemi se ci sono delle cose da chiarire. Naturalmente in questo procedere per passi può accadere che qualche cittadino fiorentino, qualche nobile fiorentino finanzi l'esecuzione di una sua scultura o finanzi una parte di cantiere chiedendo che venga fatto in un determinato modo. Sto facendo degli esempi di fantasia per dare una spiegazione darvi un'idea di quello che poteva accadere all'interno di un cantiere. Ecco perché, vedete, la simmetria non è assolutamente un valore, non è un problema per un fiorentino del 300, per un veneziano del 300, non è assolutamente un problema il fatto che a destra del portale principale ci siano delle nicchie e a sinistra ce ne siano delle altre. E poi, in base ai finanziamenti del cantiere, si procede più rapidamente, si arriva, vedete, la parte destra viene completata più di quella sinistra, in un modo comunque a livello di impostazione differente rispetto all'altro lato. E questo è il motivo per cui... No, sto sbagliando, scusate. E questo è il motivo per cui ci diceva la scorsa settimana Guidarelli, e oggi vi ribadisco, che San Zaccaria è un palinsesto, perché tutte queste linee orizzontali individuano proprio questi passaggi. E il fatto che dal primo registro al secondo si abbandoni il colore significa che ad un certo punto alle monache di San Zaccaria non interessava più avere una facciata colorata e senza alcun problema hanno orientato Gambello ad utilizzare esclusivamente pietra d'Istria. Nel passo successivo, addirittura, si cambia ancora, sempre con la pietra d'Istria, ma vedete c'è un registro con l'ordine architettonico, quindi c'è proprio visivamente un passaggio tra quella che era l'età gotica e quella che noi chiamiamo quello che noi chiamiamo Rinascimento, primo Rinascimento veneziano. Quindi è soltanto dal momento in cui la carta inizia a diventare strumento di lavoro che iniziano a cambiare le cose. Il disegno comincia a diventare proprio nell'età dell'umanesimo, con il Rinascimento, la carta e il disegno cominciano a diventare degli strumenti di studio, di conoscenza e ovviamente di lavoro. Questi che state vedendo sono, a destra è una restituzione su carta, a sinistra è uno degli strumenti che, una riproduzione di uno degli strumenti che Fra Giocondo da Verona e Raffaello mettono a punto per riuscire a rilevare le architetture. Quindi che significa rilevare? Significa restituire in modo corretto l'edificio nella sua fisicità, nella sua realtà, con una restituzione grafica che sia fedele alla realtà concreta degli edifici.
Questo è un disegno non del Rinascimento, questo è un disegno del 200, uno dei pochissimi che ci sono arrivati, perché ovviamente potete capire che la carta è un supporto delicatissimo, e vedete che qui abbiamo l'abside di una cattedrale rappresentata dalla parte esterna e dalla parte interna. Vedete la curvatura dell'abside è rappresentato in un modo abbastanza ingenuo, no? Per come noi oggi siamo in grado di disegnare, ma anche per come gli artisti e gli architetti del Rinascimento riescono ad arrivare nella restituzione della realtà. Per la qualità dei disegni che riescono a restituire. Il disegno diventa, vi dicevo, uno strumento di studio, uno strumento di conoscenza, perché di fatto il disegno, guardate questi disegni di Luca Pacioli, per esempio, diventa il disegno, provate a immaginare che qualcuno, dopo aver sezionato questo cranio, lo passi questo foglio a un suo collega. Il collega, anche se non ha fisicamente sezionato quel cranio, da questo disegno, con tutte le misure e con tutte le corrette restituzioni sul piano di quel cranio, può conoscere la realtà effettiva di quell'oggetto. Ovviamente tutti i puntini che vedete su questi fogli sono tutte misure. Si mette a punto quel sistema di rappresentazione su piani ortogonali che per noi è assolutamente il punto di partenza per la rappresentazione di un progetto. Non importa che sia carta, che il progetto sia rappresentato su carta o o si lavori con AutoCAD, pianta, prospetto e sezione sono il punto di partenza per leggere un edificio. E il risultato di tutto questo si raggiunge proprio con la ricerca del 400. Il corpo umano ha una importanza notevole perché quando dico che il disegno è uno strumento di conoscenza, è uno strumento di conoscenza di quelle proporzioni, ma è anche uno strumento di conoscenza per riuscire a rappresentare la realtà umana in modo corretto e proporzionato. Tutte questi buchi che vedete del compasso, queste linee rette, fanno parte proprio di tutta quella griglia, diciamo, chiamiamola così, costruttiva che c'è intorno a questo magnifico disegno che abbiamo qui a pochi metri e che tutti conosciamo. È Raffaello che sistematizza i risultati di questo percorso di ricerca nella rappresentazione. Quello che state vedendo è una restituzione in pianta, prospetto e sezione del progetto che Raffaello propone per San Pietro. È proprio nel cantiere di San Pietro che Raffaello conosce Fra Giocondo da Verona e scrive una lettera bellissima dicendo che appunto il Papa gli ha messo accanto questo frate anziano che però gli sta insegnando un sacco di cose. Pianta, prospetto e sezione. Ora, se dessimo questo foglio a delle studentesse della facoltà di architettura, saprebbero tranquillamente fare un modello 3D di questo progetto, perché hanno tutte le informazioni che servono in pianta, prospetto e sezione. È un altro mondo rispetto a l'ingenuo disegno dell'abside, quello che vi ho fatto vedere poco fa, che sì, ci dà un'idea dell'abside, ma non è la rappresentazione della realtà di quella abside. E vedete un solo foglio per darvi un'idea di come cambia proprio il modo di disegnare, perché si cominciano a possedere le regole geometriche della rappresentazione prospettica, oltre che della rappresentazione su piani.
Naturalmente di questo processo di avvicinamento alla realtà e di appropriazione della realtà se ne giova anche la stampa. Le 2 pagine che vedete sono tratte dal trattato di Serlio pubblicato a Venezia nel 1537. Vedete che in 30 anni rispetto a Fra Giocondo è cambiato il mondo. Ed è quindi a questo punto della storia fondamentale la stampa, perché permette a chiunque, anche a chi non abbia avuto l'opportunità di studiare l'antico di fronte alle antichità, chi non ha avuto l'occasione di andare a Roma, i trattati cominciano a diventare fondamentali per incrementare la conoscenza del mondo antico. Arrivati a queste date, la successione canonica è chiara quasi a tutti, cioè tuscanico, dorico, ionico e corinzio. E alcuni dei trattati più importanti che hanno segnato il Cinquecento. In tutto questo vi ho detto prima che il Trattato di Serlio viene pubblicato a Venezia perché ad un certo punto Venezia negli anni 30 è al centro di questo processo di ricerca progettuale. E al centro di questo processo e naturalmente l'editoria non fa altro che rispecchiare quello che sta avvenendo nel mondo culturale, diremmo noi oggi, della città. Quindi eccole qui di nuovo le successioni canoniche. Che cosa accade però a questo punto della storia? Accade che tutti hanno letto Vitruvio, lo hanno confrontato con le antichità, hanno elaborato una loro interpretazione sulla base dell'insegnamento degli antichi della modalità di progettazione e di confronto con l'antico in fase progettuale. E vi faccio notare una cosa. Abbiamo a sinistra l'ordine tuscanico e a destra il dorico. Lo vedete che cerchiato in rosso l'ordine dorico dorico a destra e tuscanico a sinistra, descritto da Vitruvio. Vedete che Palladio, Serlio, Scamozzi, Vignola hanno tutti una lettura, interpretazione, possiamo dire più correttamente, dell'ordine assolutamente variegata. Vitruvio è uno, ma il mondo antico ci ha lasciato una varietà di esempi e sulla base di quella varietà di esempi ciascuno costruisce il suo canone. Un altro esempio sul composito, vedete che quello che vi ho cerchiato in rosso è il composito dell'Arco di Tito, perché ovviamente nel Trattato di Vitruvio non c'è il composito. Vedete che però rispetto al modello antico tutti i compositi sono tutti diversi, perché appunto inizia un percorso di ricerca e ciascuno costruisce il proprio canone. Ad avere grande fortuna in tutto questo, nella circolazione editoriale dei trattati di architettura, ad avere grande fortuna è certamente Palladio. Palladio viene riconosciuto immediatamente come un geniale interprete dell'architettura fondata da Vitruvio, quindi quasi come se fosse l'erede diretto di Vitruvio, e un tassello importante in questa grande fortuna di Andrea Palladio è certamente la pubblicazione dei 4 libri. Palladio ha una grande intuizione editoriale, perché fa un libro di dimensioni contenute, quindi facilissimo da portarsi dietro, mettere
in borsa, in tasca, nella bisaccia, con dei disegni, vedete, grandissimi, sfrutta la pagina interamente e, come si vede in questo capitello ionico, quando si tratta di oggetti simmetrici ne disegna solo metà, proprio per avere il dettaglio ancora più grande. Le misure, naturalmente, sfrutta quella tecnica messa a punto da Raffaello, pianta, prospetto e sezione, quindi è sufficiente questo foglio a chiunque, in qualsiasi parte, dico, d'Europa, poi dopo il trattato varcherà anche l'oceano, per avere un'idea di un ordine ionico o di un ordine dorico. Il trattato, con lo stesso criterio, rappresenta anche le architetture antiche, e lo vedete qui. La pianta, semiprospetto, semisezione. Quindi chiunque non sia stato a Roma può tranquillamente ha sul tavolo tutte le misure, tutti i dati per avere un'idea volumetrica dell'architettura di cui si sta interessando. E altro tassello importante del trattato, il fatto di aver inserito dei progetti che sappiamo tutti essere stati idealizzati, quindi resi spesso simmetrici anche quando non lo sono nella realtà, ha portato quasi Palladio all'estremo quell'idea, quel valore della simmetria elogiato da Vitruvio, andando a letteralmente idealizzare i suoi progetti. Lo vedete dalla rotonda qui, lo vedete com'è inserita la villa con una doppia simmetria che si inserisce in uno schema simmetrico che invade il territorio. Sistema simmetrico sul territorio che sappiamo non esserci, ma che fa diventare questo trattato, questa intuizione dell'idealizzazione dei progetti, fa diventare questo trattato un passepartout per chiunque, per qualsiasi architetto in qualsiasi parte del mondo. Un altro esempio, Villa Barbaro a Maser. Quindi i trattati sono certamente il punto di studio di partenza di chiunque, soprattutto diventano il punto di partenza, ma anche avendo il trattato sul tavolo, lo strumento del disegno è imprescindibile per qualsiasi architetto voglia approcciarsi alla comprensione del mondo antico da un lato e della modalità di progettazione all'antica che i maestri del Rinascimento hanno messo a punto. Il trattato di Palladio, vi dicevo, a grande fortuna, viene in tempo reale, va al di fuori dei confini nazionali. Quella che state vedendo è una delle copie del primo architetto inglese che viene a studiare in Italia, Inigo Jones. Lo vedete che il trattato diventa un quaderno dove i margini vengono utilizzati per annotare cose che Jones vede andando in giro per Roma, in questo caso. E le conseguenze di questa contaminazione sono immediate. La cattedrale di Londra è l'esito di questa strada verso sud, verso l'Italia. Intendo dire che Inigo Jones inaugura questa per gli architetti inglesi questo percorso di venire in Italia per studiare l'architettura antica e l'architettura del Rinascimento, per poi appunto tornare in patria e lavorare anche per la corona a realizzare le nuove architetture inglesi. È carico questo edificio dei modelli romani
il tempietto di San Pietro in Montorio, lo riconosciamo qui sopra, è un tempietto di San Pietro in Montorio presente nei 4 libri di Andrea Palladio, è una delle concessioni all'architettura moderna che fa Palladio all'interno del suo trattato. E quindi la circolazione dei 4 libri è immediata. Palladio progressivamente verrà tradotto in inglese, a sinistra vedete il trattato di Vitruvio, e naturalmente questo flusso, queste che ho chiamato contaminazioni del mondo inglese con la cultura della nostra penisola, avrà poi l'esito settecentesco della stesura di un trattato. Guardate che titolo sceglie Campbell, il Vitruvio britannico, quindi tutti sanno, anche se ormai sono passate 3 generazioni dal viaggio di Inigo Jones, tutti sanno che è Vitruvio l'autorità per eccellenza, fondatore dell'architettura antica, e Palladio geniale interprete, ma Vitruvio rimane in assoluto il testo imprescindibile. Naturalmente il trattato di Vitruvio viene anche tradotto in francese e qui siamo poco dopo la metà del Seicento. Il prospetto che state vedendo è il prospetto del Louvre, un prospetto del Louvre che si giova di tutto di tutto il dibattito che era sorto in Francia intorno all'architettura all'antica. La metto da un punto di vista molto molto ampio, perché naturalmente arrivati a queste date, arrivati oltre la metà del Seicento, Perrault ha avuto per il Louvre anche il passaggio di Bernini, per esempio. Quindi l'influenza della cultura italiana, naturalmente, man mano che si va avanti, si arricchisce di tutto quello che nel frattempo accade nel nostro paese. Quindi il prospetto orientale del Louvre diventa una traduzione in francese di tutto quello che Vitruvio aveva portato nel nostro paese. L'influenza culturale che ancora esercitavamo fa sì che nel 1671 in Francia venga fondata l'Accademia Reale di Architettura, ad imitazione dell'Accademia del Disegno, poi detta di San Luca, fondata a Roma nel 1593. Sono delle tappe fondamentali, anche alla luce di quello di cui vi parlerà il professor Zucconi la prossima settimana. Che cosa accade a Roma alla fine del Cinquecento? Che ci si rende conto che la formazione degli architetti è fondamentale, bisogna fare in modo che tutti abbiano dimistichezza con il disegno, quindi ormai questa metodologia di rappresentazione per pianta, prospetto e sezioni, e bisogna far sì che negli studi di accademia naturalmente gli architetti entrino in confidenza con l'architettura antica. Sul modello dell'Accademia Romana nasce l'Accademia Reale in Francia. Vi faccio notare, questo è il simbolo dell'Accademia Reale, che alle spalle dell'architettura si riconosce senza ombra di dubbio il Colosseo, quindi dichiarando in modo aperto quali sono i riferimenti. Nel momento in cui cominciano a nascere le accademie, il percorso formativo di un architetto, che fino a quel momento era un percorso assolutamente non
sistematizzato, era un percorso che ciascuno costruiva in modo del tutto personale, a partire da una bottega e affiancando colleghi anche di discipline differenti. Con la nascita delle accademie questo progressivamente si va a perdere. Vi faccio soltanto, uso Raffaello come esempio, ma potrei farne tanti altri. Raffaello non è solo un architetto, è anche senza ombra di dubbio un pittore, ma se pensate ai grandi architetti del Cinquecento, per non andare anche più indietro, sono tutti architetti che maneggiano diverse arti. E questo ha arricchito certamente il loro modo di fare gli architetti e è anche il frutto di questi percorsi di formazione molto particolari, individuali, fatti di relazioni tra persone e occasioni che si sono presentate nel corso della loro vita. Nel momento in cui cominciano a sorgere le accademie, si va a sistematizzare il sistema di apprendimento. Il viaggio a Roma diventa imprescindibile. Ho inserito questa immagine proprio perché, vedete, si vede lo studente dell'accademia che, arrampicato su una scala, cerca di prendere le misure di un capitello corinzio. Questo diventa il percorso guidato dalle accademie che tutti dovranno da un certo punto in avanti compiere. Quindi Roma come tappa imprescindibile del percorso formativo. Tutto questo, come si incontra con Venezia? Si incontra con Venezia in un modo tutto particolare. La settimana scorsa il professor Guidarelli ve lo aveva a tratti anticipato. Vi dicevo poco fa, no? Che negli anni 30 Venezia diventa il centro di tutta questa ricerca. Il Sacco di Roma fa sì che a Venezia si trasferiscano artisti, trattatisti e architetti, e ho inserito qui due palazzi, Corner e Grimani, a San Luca, solo come per darvi due esempi di come questi architetti formatisi, nel caso di Sansovino anche un architetto fiorentino, formatisi a Roma, arrivano qui e nel progettare delle architetture residenziali cercano di declinare il modello della casa veneziana all'antica, con l'utilizzo degli ordini architettonici. Quindi quello sforzo che avevano fatto nel 400 Codussi e Pietro Lombardo, arrivati negli anni 30 del 500, quello sforzo trova come esito straordinario i progetti ora vi ho nominato solo questi due architetti che maneggiano l'antico e che lo conoscono in modo diretto. Succede però che nella seconda metà del Cinquecento qualcosa cambia a livello organizzativo della vita pubblica e degli equilibri politici della Repubblica di Venezia. Sono cambiati la generazione, alla fine del Cinquecento ci confrontiamo con una generazione di architetti che si sono formati grazie ai cantieri aperti da Sansovino e San Micheli, ma si verifica quello che nella storiografia viene anche chiamata come la rivincita dei proti. Perché se nella prima metà del secolo appunto vediamo operare a Venezia queste grandi personalità, architetti che sì devono misurarsi con le consuetudini veneziane, ma che sanno fare gli architetti, hanno dimestichezza con il disegno, controllano il progetto attraverso il disegno,
Arrivati nella seconda metà del Cinquecento, invece, sono ancora le scuole di arti e mestieri, le confraternite, ad avere la meglio. Le confraternite, vi diceva Guidarelli, avranno vita lunga a Venezia, non cesseranno mai di operare, e anche all'esistenza di quelle confraternite si deve anche la qualità dell'edificato veneziano. Le confraternite permettono che le tecniche costruttive si tramandino e che la città che abbiamo ereditato, hanno permesso che la città che abbiamo ereditato restituisca ancora tutta quella grandezza e quella qualità. Però succede appunto che nella seconda metà del Cinquecento a lavorare sono nuovamente le grandi botteghe. I Contin sono una di quelle botteghe che con diverse generazioni vengono coinvolte, ad esempio ho creato questo collage per farvi vedere grandi cantieri pubblici che coinvolgono appunto sempre questa bottega. Il Ponte dei Sospiri, i forni da biscotto, i magazzini del grano, i nuovi spazi in Arsenale fanno parte di un processo di riorganizzazione della città, funzionale della città, dove ad avere la meglio sono proprio le grandi botteghe. E ancora una volta le grandi botteghe. Vincenzo Scamozzi e Palladio sono degli architetti vitruviani, cioè degli architetti che controllano il progetto attraverso il disegno, che conoscono la teoria, che conoscono Vitruvio, in questo senso vitruviani, ma Scamozzi e Palladio si trovano, potrei dire, con un'espressione, si trovano a transitare per Venezia. Scamozzi in piazza, Palladio con alcuni progetti, ma non riescono ad imprimere un cambio di rotta. Quindi sono sempre, ancora una volta, le nostre scuole che hanno la meglio, e camminando per la città ce ne accorgiamo, riconosciamo le architetture che parlano di questa forte rivincita dei Proti. Palazzo Barbarigo della Terrazza, vedete che Pisani Moretta accanto mi aiuta anche a ricordare che il modello di Palazzo Ducale è un modello che ovviamente dentro Venezia non verrà mai abbandonato. Barbarigo della Terrazza tenta di ammodernare il modo di impaginare la facciata seguendo quelle che sono state le novità introdotte negli anni 30 del Cinquecento, ma vedete gli ordini architettonici non ci sono, c'è poco di innovativo, nulla di innovativo. Bernardino Contin viene associato proprio al progetto di questo palazzo. Palazzo Mocenigo di Casevecchie e Mocenigo di Casenuove. Vedete che abbiamo delle finestre a sinistra, delle finestre timpanate, timpani curvilini, timpani triangolari a seconda del primo e secondo piano nobile, ma in realtà anche qui non ci sono gli ordini architettonici, quindi c'è stato quell'ammodernamento del modo di operare, anche favorito dai trattati, perché ovviamente quando vi facevo notare i grandi disegni del Trattato di Serlio o di Palladio, naturalmente un qualsiasi lapicida, un qualsiasi uomo formatosi nella bottega, anche un qualsiasi Contin, un qualsiasi lapicida, poteva a queste date, grazie alla circolazione di quei modelli, eseguire un buon timpano da collocare al di sopra delle finestre di Palazzo Mocenigo di Casenuove o
rivestire in modo adeguato in pietra d'Istria una facciata. Scusate, sto andando, eccolo. Quindi in questo caso parliamo appunto non soltanto di una generazione di proti che in alcuni casi hanno potuto fare esperienza in cantieri condotti dai grandi maestri. Questo è il motivo per cui l'ampliamento che ha avuto Palazzo Loredan Mocenigo alla fine del Cinquecento, con questa luminosa facciata in pietra d'Istria, non abbiamo dei documenti che ci dicano chi è il progettista, però tanti storici hanno fatto il nome di Vincenzo Scamozzi, perché, torno un attimo indietro, con un panorama di questo tipo, a maneggiare gli ordini architettonici praticamente c'è poco o nulla, e alla fine del Cinquecento una delle poche persone in grado di maneggiare gli ordini e impaginare una facciata di questo tipo, per diversi storici è l'unica personalità che può essere proposta è quella di Vincenzo Scamozzi. Quindi vedete che c'è come una sorta di, dopo lo slancio in avanti, sembra quasi che si torni sui passi della tradizione. Eppure, nonostante questo, c'è da dire che Venezia ha avuto delle personalità, dei proti che si sono trasformati in architetti, che hanno saputo, crescendo all'interno di una bottega, hanno saputo fare tesoro dell'esperienza del Cinquecento. Parlo, l'avete intuito tutti con questa immagine, naturalmente di Baldassare Longhena, perché Baldassare Longhena rientra in quello che è la consuetudine veneziana di crescere in una bottega accanto ad un padre attivo già nei cantieri veneziani, però Baldassare Longhena riesce a fare un salto rispetto al contesto nel quale si muove, riuscendo a progettare questo tempio a pianta centrale assolutamente nuovo per la città. Un tempio a pianta centrale che riesce a elaborare temi romani, parlo delle elaborazioni di templi a pianta centrale del Cinquecento, anche pensando alla grande bottega dei Sangallo a Roma, che avevano poi anche rilevato, Antonio da Sangallo aveva rilevato il cantiere di San Pietro, riesce a far tesoro di tutte quelle esperienze e anche di quella che era la profonda conoscenza di quella che è la tradizione costruttiva veneziana. Riesce a fondere tutto questo in questo progetto. E sempre Longhena, nel solco di quello che è accaduto nel Cinquecento, ecco perché abbiamo come promemoria qui in alto Palazzo Corner, sarà colui che riuscirà ad innovare il progetto della casa fondaco veneziana, introducendo delle novità proprio nel progetto di Capesaro. Arrivati a queste date, guardate il dettaglio di questi capitelli dorici con il fusto delle colonne che iniziano lisce, le vediamo qui, e poi diventano incatenate da bugne. Longhena sa maneggiare senza problemi l'ordine architettonico in modo corretto e riesce contemporaneamente a declinare i più diversi spunti progettuali che gli arrivano sul tavolo alla maniera veneziana. Per ritrovare delle
degli spunti progettuali che si legano all'esperienza delle accademie, dobbiamo andare un pochino più avanti, nel senso che saranno tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento i cosiddetti architetti di diletto ad essere coloro che invece porteranno nell'architettura veneziana e ovviamente anche nelle ville di terraferma gli spunti della tradizione europea, delle novità del mondo romano e della tradizione europea. Abbiamo personaggi come Antonio Gaspari, progettista di Villa Giovanelli, quella che state vedendo a Noventa Padovana, o il Frigimelica o Francesco Maria Preti, sono tutti personaggi che vennero definiti dalla storiografia dell'Ottocento in modo dispregiativo architetti di diletto, ma che in realtà sono degli architetti che si confrontano con il mondo al di fuori dei confini della Serenissima e riescono a portare in laguna spunti progettuali assolutamente nuovi. Si sa molto poco del loro percorso formativo, ma ad esempio a proposito di Gaspari, la qualità dei suoi disegni e alcune delle scelte progettuali messe in campo tra le ville e Venezia fanno pensare che Gaspari abbia avuto dei contatti proprio con l'Accademia di San Luca, perché ovviamente andare in accademia significa anche saper redigere i progetti in una determinata maniera, con particolare attenzione, avendo una qualità esecutiva del disegno che è assolutamente riconoscibile rispetto a chi da autodidatta ha imparato a disegnare. E l'altro esempio che vi porto è quella di Villa Pisani, dove sia Frigimelica che Preti si avvicendano nella progettazione e la villa è assolutamente, Villa Pisani, è assolutamente proprio l'esito di queste contaminazioni del mondo europeo e romano. In questo caso, anche in questo caso, contano le persone, no? I committenti, e quindi anche in questo caso non dobbiamo dimenticare che i pisani avevano consuetudine con le corti europee e che quindi anche in questo caso è sempre l'incontro tra persone che hanno magari visioni comuni a poter portare a dei progetti assolutamente innovativi. Vi dicevo che nella storiografia dell'Ottocento Gaspari, come Frigimelica e Preti, sono stati definiti quasi in modo dispregiativo architetti di diletto perché si discostavano in modo eccessivo per gli storici dell'epoca da quella che era la tradizione e soprattutto dal palladianesimo più puro. Ovviamente è inutile forse dirlo, ma oggi come oggi assolutamente, per fortuna, ci stiamo emancipando da questa visione e è una ventina d'anni che gli studi stanno procedendo per mettere a fuoco in modo più completo quello che è stato il loro operato e il contributo che hanno dato all'architettura dico veneziana, ovviamente sempre riferendomi alla Repubblica di Venezia. Arrivati a queste date, siamo arrivati alla metà del Settecento, vedete che il ruolo dell'architetto è diverso anche qui, quando si ha a che fare con committenti che si confrontano con i contesti extra veneziani e il peso delle accademie ha raggiunto la laguna. Considerando che il cantiere di San Zaccaria, di cui abbiamo parlato oggi, è un cantiere nel quale
quasi nessuno sa disegnare. Non vi ho detto che quando Gambello deve abbandonare il cantiere per qualche anno perché è chiamato dalla Serenissima per andare in terraferma, le monache chiedono a Gambello di lasciare qualcuno, abbiamo il documento che ci dice che le monache chiedono a Gambello non solo di lasciare qualcuno di cui lui si fidi, ma le monache chiedono che lasci qualcuno che sappia leggere i disegni. Questo ci dà un po' la misura, no? Chiedere che qualcuno sappia leggere i disegni ci dice contemporaneamente che seppure in quegli anni nel cantiere di San Zaccaria circolassero disegni, no? Perché le monache coltissime e i procuratori del monastero magari ragionavano su disegni, non è assolutamente dato per scontato che i proti in cantiere, le maestranze in cantiere sapessero leggere quei disegni. Quindi era fondamentale che ci fosse almeno una persona in grado di leggerli e di tradurre quei disegni per chi non era in grado di capirli. Vedete quindi il percorso che abbiamo fatto e come si inserisce l'accademia in questa lunga strada compiuta dagli architetti. Arrivati alla fine alla metà del Settecento, appunto il disegno, anche se Venezia non ha ancora un'accademia e comunque per l'Italia e l'Europa l'accademia di riferimento è quella di San Luca, arrivati a queste date è il disegno che qualifica professionalmente il progettista ed è il disegno che comunica il livello culturale del progettista. Vedete che vi dicevo poco fa, no? Che noi riusciamo a ipotizzare che Gaspari abbia frequentato l'Accademia di San Luca proprio per la qualità dei suoi disegni. E qui vi lascio alla prossima settimana perché poi prenderà il testimone il professor Zucconi. Grazie.